veloci tante verso cose la fine, interessanti. poi Sì, ci sarà il momento in cui i nostri giurati si ritireranno per i verdetti, conosceremo il nome dei finalisti che accederanno alla serata finale, che lo ricordiamo sarà presentata da Gianna Martorella. No? Quest'anno le donne, giusto? Giusto. Sì, ogni tanto ci vuole. Il prossimo artista? Prossimo artista arriva dalla Sicilia, precisamente da Catania. Lui è un cantautore, Angelo Lizio. Buonasera Angelo. Buonasera Contursi, buonasera a tutti. Categoria brani inediti, il titolo è Troppi sì, Angelo Lizio. Bocca al lupo. Crepi. Troppi sì! Angelo Lizio, catanese e artista a 360 gradi, perché oltre ad essere appunto un cantautore scrivi poesie, ma coltivi anche la passione per la pittura e la fotografia. Sì. Bravo, complimenti. Amo più curiosare, ecco, mi piace. E volevamo invece parlare di quello che stai facendo, no? Perché appunto scrivi i tuoi brani, ma curi anche gli arrangiamenti. Sì, io faccio tutto da me. Mi alzo la mattina, se fa per tre. c'è uno studio a casa mia, col PC faccio tutto da me. E questo arrangiamento è un po' sperimentale perché come suoni ho usato la sedia che striscia per terra, la porta che
sbatte, semini di piante grasse, insomma, ho cercato di Tutti strumenti che conosciamo e che utilizziamo ogni giorno, ecco, quando facciamo i concerti. per realizzare questo arrangiamento che è un brano di ribellione, una marcia di ribellione, perché esiste il discernimento. Non sempre bisogna dire sì, non sempre è giusto dire sì, bisogna anche dire no. Siamo d'accordo, è vero, gli fatti non servono più di sì. Importante avere personalità. Infatti, grazie ad Angelo Lizio. Grazie a voi. Grazie Angelo, in bocca al lupo. Buonasera con tutti. Buonasera Contursi, non si è sentito. Ok. Sì, Vai. vado avanti, lui arriva da Rocca Piemonte.